Così, sto giro come manda via de testa Giucca Scasella, che convinto di girare un'intervista, si è accattato una rete di patata veneta e ha perso anche 200 euro. Sì, Ehi Giucas, come sei? bene, grazie. Niente, vengo a casa tua a portarti una roba. Poi che puoi fare? La Blubleo. Cosa? Buon, perfetto. Adesso devo cercare a casa di Giucca Scasea. Abiterebbe in questa zona? Ma dove cazzo abiti? Ma sei scemo? Ce l'hai i documenti perché non ti fanno entrare fino. Come stai a Casea? Tutto bene? Sbagli le strade, le cose. Guarda che bella casa che hai. Te che fatti skei, eh? Che cazzo stai dicendo? Che abbiamo fatto una maglietta con scritto Cote o di Gomi. Spogliati! Non mi posso spogliare! Ma va, che sei un caldo bestia, via. Neanche un po' di panza non Mettila! Oggi è la giornata mondiale della patata. Oggi è la giornata mondiale Sì, della patata. e a patata veneta te me presti 200 euro perché ho bisogno di skate per pagare l'albergo. Mica dobbiamo fare. Il contante non c'è più! Dove sei a banca? Fuori quando andiamo a mangiare. Cote o di Gomi. Codeo, dico. No, codeo. Cote o di Gomi. Dico mico. No, dico mico, che cazzo sei lo spagnolo? Cotto, dico mio mo, è la stessa cosa! Chi sta rincoglionendo! Vai buona! Vai buona! Rompi i coglioni! È l'unico frutto dell'amore! E la patata veneta! La patatina! Finito sto momento di delirio, siamo andati a prelevare i skate in banca. Giucas, andiamo in banca a prelevare i skate? Vabbè, sempre i soldi pensi? Ma ti devo dare i soldi? Mi devi pagare i soldi e mi devi pagare anche il pranzo. Pure! E non si fuma in macchina, dai, cava sta sigaretta. Mi fai nervosire tu con sto cazzo di stamattina che c'hai con sto cazzo davanti sempre! Strada facendo, Giucas ha ritrovato un po' di serenità, finché non si arriva il momento di parcheggiare a macchina. Penso così o di culo? Io entrerei di culo. Cazzo pa, patente ieri! Ma che cazzo mi filmi pure quando faccio il parcheggio? Ma come cazzo parcheggi sta macchina? Per colpa tua, cazzo! Aspetta che le cattiano, Olga fa! Ma che cazzo fai? Come sito entrata? Ma che cazzo ne so, per colpa tua, sai? Fammi vedere un attimo. Ma aspetta che cazzo! Fermo, fammi vedere. Che spettacolo! Te che è una smart, non te che è un bilico, vieni via! Attento, bocciato. Appare che te sei io girare il Titanic. Te che hai fatto 14.000 manovre per parcheggiare una macchina di 1 centimetro su 1 chilometro del parcheggio, guarda qua. Non le buone guidare? Purtroppo no, ce ne siamo accorti. Ho detto alle signorina che te si diventa vecchio. Sei un coglionito. Oh, adesso andiamo in banca a prelevare i skate. Guarda che gioia che hai indosso, eh. Giucas, di qualcosa. Mi stai fregando 200 euro. Te sei andato bene, fidate. Una volta arrivato al bancomat, il buon Giucas ha aspettato con ansia e immensa gioia il suo turno. Giucas, 200 euro. Che finito? Ecco qua, 200. 200, no, 2 banconote da 200 euro, Giucas. 100 e 100, non vedi? No, sono 50 e 50. Dopo pensano che ti sei rincoglionito, vabbè. Ma no. Oh, vedi tu che ti... Oh, ma cosa hai fatto? Ti caghi tu una volta? Oh, guarda che magia che fa il mago. Guarda, le metto queste qua. Ciao! Giucas, dove sei che... Non sta a correre che... Dai, che te la balti. Vieni. Vai in buona! Ancora che te fumi, basta. Mammi, non rompi i coglioni. Hai preso pure i soldi. Che cazzo vuoi? Vattene via! Come sai che te fai adesso che vado a casa? Ti mancherò, Giucas? Assolutamente no. Quando sai che se vediamo la prossima volta? Fra 10 anni. Vabbè, mi raccomando però. Sì. Sai che devi campare 10 anni. Speriamo che ci campi tu.